per esempio la nostra zona della scuola superiore, eccola qua, aumenterà anche il livello. Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni, Presidente. La procedura non è considerata molto legale, ma ti garantisco che nessuno verrà a saperlo. No, niente brogli elettorali, magari possiamo vincere senza barare, lasciamo perdere per adesso, bareremo più avanti se ovviamente sarà necessario. Allora, nella nostra fabbrica vediamo di utilizzare una tintura acrilica, aumenta l'efficacia di 30, ma l'industria tessera... Ah, bene, l'inquinamento non è un problema per adesso, quindi alla grande, buttiamo fumo a tutta forza da questa bella ciminiera, quindi aumentiamo l'inquinamento, però sicuramente aumenteremo anche l'efficacia e questo è importante. Poi vedremo di lottare con gli ambientalisti più avanti, ma per adesso dobbiamo rilanciare la nostra economia e per adesso freghiamocene del nostro ambiente. Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Voglio essere il primo a congratularmi con te. Non è che siamo stati molto fortunati. 103 tropicani hanno dato la risposta giusta votando per te. 96 non hanno capito niente, vero? 96 già è un numero pericoloso, che per i prossimi mesi potrà diventare negativo. Abbiamo perso 8 punti in percentuale dal nostro ultimo anno di osservazione. La sanità sta diminuendo, le abitazioni anche, e la libertà sta diminuendo. Quindi vediamo un po'. Ecco, la sanità sta... Vedo un po', l'intrattenimento è sempre basso, maledizione. In 5 anni non è cresciuto davvero molto. Quindi lanciamo, ragazzi, una bella campagna di intrattenimento. Allora, io posizionerei un'altra qua le taverne ovviamente bastano. Vediamo di posizionare un altro bel ristorante proprio da questa parte e vediamo di migliorare questo ristorante. Purtroppo i prossimi miglioramenti saranno disponibili nella guerra fredda. Allora, vediamo di aumentare posizionando magari un... no, supervisori per adesso niente. Più un altro bel ristorante. Così, va bene. Vediamo un pochettino di aspettare qualche attimo. Con gli editti possiamo fare qualcosa, magari qualche bella, come dire, una nuova campagna magari per aumentare la felicità. Martedì grasso aumenta la qualità del servizio degli uffici di intrattenimento e il livello generale del crimine sull'isola. Va bene, proponiamo il martedì grasso, una specie di rivoluzione di frittelle. Eccola qui, aumenta la qualità del servizio degli edifici di intrattenimento e il livello generale. Allora, noto come martedì grasso è la giornata che preferisco dell'intero anno. A inizio con delle frittelle, poi ci sono il carnevale, la parata, l'antica tradizione. Fantastico, proponiamolo. Benissimo. Allora, continuiamo, abbiamo 236 persone. Ok, intanto, ma non capisco perché questi lavoratori stanno andando via. Perché nelle nostre nuove aziende, come dire, nelle nostre nuove aziende agricole, ma addirittura anche nelle torri dei militari non lavora più nessuno. Attenzione, la felicità è davvero preoccupante. Siamo al 50%, mamma mia. La nostra educazione per adesso è al massimo. Abbiamo, potete vedere, 4 elementi che lavorano. Abbiamo 15 studenti su 15, quindi stiamo aumentando. Questa felicità però non mi sta piacendo, ragazzi. Stiamo migliorando. Però perché questa? Che problemi ci sono? Felicità, attenzione, sul 40%. Sicurezza, stiamo andando bene. L'intrattenimento sta aumentando pian pianino. Il cibo è ottimo, la sanità discreta, le abitazioni discrete. Il lavoro per adesso non è molto buono perché la popolazione potete vedere, molto analfabeta, e quindi dobbiamo migliorare quest'ambito. Potete vedere appunto disoccupato solo uno, ma sicuramente sarà, ecco, appunto, un analfabeta. Dobbiamo far lavorare queste persone. Quindi vediamo un pochettino di... Ecco, qua ci sono ottimi posti per analfabeti, potete vedere. C'è un'ondata impressionante, oddio. Presidente. E sta arrivando dritta verso di noi. Lo tsunami sta per abbattersi nelle nostre coste. Vediamo quello che succede. Ed eccolo. Ma dov'è? 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 Non lo vedo. Queste sono le nostre imbarcazioni. Questa è la nostra città. Eccolo. Ma guardate un po'. Attenzione, questo deve essere appunto il nostro porto. Mamma mia. Siamo vivi, Presidente. Non credevo che saremmo sopravvissuti a quell'ondata colossale. E proprio adesso è... Oh, mamma mia. Guarda. Sta per arrivare la grande onda. Pronti con i surf? Yeah! No, impossibile. Siamo rovinati. Mamma mia, ragazzi, guardate un po' quello che è successo. Questo edificio è allagato e ha smesso di funzionare. Guardate un po' della grande onda anomala che è arrivata. Ha distrutto tutto quello che avevamo. Mamma mia, vediamo che cosa c'era. Un ranch di capre, vediamo di ricostruirlo. E addirittura da questa parte non abbiamo più soldi. E cosa facciamo? Come facciamo ad esportare? Meno male che abbiamo collocato le industrie più importanti qui lontani dalla costa. Va bene, aumentiamo la velocità. Piove a dirotto.
Maledizione, è allagato tutto, anche le abitazioni. Vediamo se possiamo. Maledizione, la catastrofe naturale è proprio adesso. Attenzione, siamo sotto con dei soldi. Vediamo se possiamo andare nella nostra ambasciata, che ancora deve essere costruita. E 18 cittadini. Ah, ecco dei soldi fantastici. Allora, una casa di campagna può aspettare. Qualcosa di importante. Ranch di maiali importantissimo per la fame. Ufficio dei camioni, casa di campagna. Va bene, per adesso credo che possiamo. Qui, altra casa di campagna, una piantagione di tabacco. Ok, queste case di campagna le rimuoviamo, ragazzi, e collocheremo delle case popolari. Villa, fornisce alloggio a 4 famiglie, la bellezza. Ok, casa, alloggio a 4 famiglie, la popolazione aumenta per ogni casa nelle vicinanze. Quindi 4 famiglie. Con la casa di campagna 4 famiglie. Però la qualità delle abitazioni aumenta per ogni casa nelle vicinanze. La villa, 4 famiglie, la bellezza migliora la qualità del. Ok, quindi io direi di posizionare delle case proprio qui sulla costa, proprio per i nuovi tsunami che arriveranno, per fargliele divorare. Ok, vediamo di posizionare qualche altra bella casa e prendiamo la nostra bella palla distruttiva e demoliremo queste zone. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfetto. Aumentiamo la velocità. Ok, ragazzi, dobbiamo. Ah, ed ecco che qualcuno finalmente ha chiuso Presidente, il rubinetto come dell'acqua. presente sono a richiedere che, in base al decreto habeas cojones, tu compili un documento scritto sull'aumento de paga de penultimo, qui riferito come parte penultima. Qualora ciò non avvenisse, sarai considerato quale parte in torto e gli abitanti de Tropico saranno istruiti nell'uso del legalese. Non ho capito un accidente, amico mio, però opzioni costituzionali sbloccate. Mamma mia, quanto mi piace modificare la Costituzione. Allora, diritti politici, stato di polizia. Ogni poliziotto convince un elettore a votare per te. Politica del lavoro, infanzia felice, pensionamento tardivo, aspettativa di vita e soddisfazioni lavorative normali, cittadinanza, nazione di immigrati, frontiere aperte, immigrazione ed emigrazione semplificate. Allora, vediamo un po'. Mamma mia, quante opzioni. Allora, programma visti, più immigrati educati. Allora, solo le persone così sfortunate da non essere cittadini di Tropico, che siano dati un certificato di istruzione conseguito presso scuole o accademie, hanno il permesso di insediarsi. Va bene, questo magari più avanti. Nazione di immigrati, frontiere aperte, immigrazione e emigrazione semplificate. Quindi si può entrare e si può uscire alla grande. Paradiso protetto, confini controllati, immigrazione più difficoltà. Ci saranno i soldati con gli AK-47 al confine. No. Va bene. Politica del lavoro. Allora, lavoro per tutti, lavoro minorile e pensionamento tardivo, aspettativa di vita e soddisfazione lavorativa. Maledizione, non c'è scritto. Vediamo un po' di vedere. Ma vabbè, tutti i cittadini che riescono a compiere 13 anni sono tenuti a prestare lavoro fisico e mentale allo Stato in cambio di vita, sicurezza. Lo Stato è tenuto a nominare cittadini che rispettano questo atto costituzionale come eroi di lavoro. Ma il lavoro minorile non è adatto. Infanzia felice, pensionamento tardivo. I cittadini che riescono a compiere 16 anni sono tenuti a prestare lavoro. Va bene, vediamo un po'. Mentre paradiso dei lavoratori, pensionamento anticipato. Ecco, tutti i cittadini che riescono a compiere 16 anni hanno la facoltà di prestare lavoro e va bene. Hanno inoltre il diritto di ritirarsi dalla forza lavoro una volta raggiunti i 60 anni. In considerazione del presente articolo, ma non solo, il Presidente è tenuto a fare del suo meglio per evitare che lo Stato finisca in bancarotta. Questo, ragazzi. Allora, io direi, per adesso che abbiamo problemi economici, io direi di potenziare, di utilizzare l'infanzia felice. Più avanti utilizzeremo il pensionamento anticipato in modo tale da soddisfare un po' tutti. Diritti politici, minzica, stato totalitario, elezioni meno frequenti, le frodi elettorali aumentano dei voti del 300%, i ribelli, ma no, lo stato totalitario però è uno stato bruttissimo, quindi lasciamolo perdere. Tropico è il presidente è Tropico. I tentativi di esprimere altre opinioni sono espressamente vietati dalla legge. I cittadini hanno il diritto e il dovere di segnalare infrazioni a questa norma qualora esse fossero compiute da terze parti o da loro stessi, quindi davvero uno stato totalitario, dominio assoluto, quindi lasciamolo perdere per adesso. Stato di polizia, sicurezza e pace sono i privilegi, le priorità dello Stato. Allora, vediamo un pochettino. Lo Stato ha il diritto di attuare tutte le forme di censura e controllo per sostenere questi valori. I cittadini che violano le norme pubbliche applicate dello Stato saranno censura. Democrazia, elezioni legittime obbligatorie più frequenti, nessuna rivolta. Il principio della democrazia è alla base del funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni. Allora, vediamo un pochettino. Questo atto di Costituzione assegna il compito di
interpretare i medesimi al presidente. Allora ragazzi, lo stato di polizia è interessante perché ogni poliziotto convince un elettore a votare per te. Elezioni legittime obbligatorie e più frequenti, però nessuna rivolta. Io direi di utilizzare questa sezione della democrazia per aiutare un pochettino il nostro paese a crescere. Lo stato di polizia è una cosa un pochettino di intermezzo. Sicurezza e pace sono i privilegi e priorità dello Stato, quindi che ha il diritto di attuare tutte le forme di censura e controllo per sostenere questi valori. I cittadini che violano le norme pubbliche applicate dello Stato saranno censura. Però anche questo è uno Stato che non mi piace, c'è questo dominio assoluto. Magari la democrazia. Ok, infanzia felice, nazione di immigrati. Allora, promulghiamo la nostra Costituzione così e vediamo come va. Grandioso, così siamo anche tranquilli dal lato delle rivolte. Dobbiamo solo mantenere la felicità alta, ragazzi. Quindi evitiamo di avere problemi. Con questa felicità, cioè la nostra chiave di successo è la felicità. Perché? Siccome non ci saranno rivolte, non abbiamo paura di utilizzare militari. E quindi dobbiamo riuscire a potenziare l'apparato della soddisfazione. L'intrattenimento sta aumentando, le abitazioni stanno aumentando, il lavoro è discreto, il cibo. Quindi io direi di lanciarci sempre nelle abitazioni. Allora, perché non possono le persone vivere nelle baracche come ci sono appunto qua sotto? Allora, vediamo un po'. Abitazioni. Casa. Eccola qui, vediamo di metterne un'altra pronta per il prossimo tsunami. Qui non se ne possono mettere. Un'altra, vediamo così, maledizione da questa parte. Un'altra da questa parte, no, maledizione. Però così vorrei fare una bella linea diretta come appunto era su SimCity. Vediamo così. Un'altra qua dietro. Casa di campo, va bene. Aumentiamo. Allora, vediamo se possiamo esportare qualche altro elemento. Vediamo come sta andando. Ancora la soddisfazione sta diminuendo. Disordini basso, fedeltà dell'esercito minimo. Ah, ecco perché le persone se ne stanno andando. Fortino militare, palazzo. Perché l'esercito appunto sta andando via? Minaccia ribelle nessuna. Però ragazzi abbiamo questi problemi. Allora, invito una potenza straniera. Questo è un ottimo momento per i Allora, vediamo di stare attenti. Abbiamo la nostra ambasciata, invitiamo gli alleati. Molto bene. Quei tizi dell'asse mi danno i brividi. Sì, infatti. Certo, ora dovrò avere a che fare con persone ancora più snob di me, ma questo è il destino di ogni buon diplomatico. 10% di aumento dei prezzi delle esportazioni per 2 anni. Allora, però la dannata felicità continua sempre a diminuire. Vediamo un po'. Sicurezza, intrattenimento, varietà di cibo, sanità, morti dovute, abitazioni, senza tetto 104, lavoro, disoccupati, libertà, edifici dei media. Ragazzi, qua però abbiamo dei problemi perché l'esercito è andato via. Ma perché è andato via? Non ci sostiene più. Ma maledizione, perché? Dov'è? Eccolo qua. Allora, economia per adesso sta andando discretamente. Però la nostra popolazione, dov'è? Il nostro esercito, eccolo qua, la fedeltà è minima, ma per qual motivo? Ecco, potete vedere come la fedeltà dell'esercito sia diminuita in tutti questi anni. Disordini, ma cosa possiamo fare? Dobbiamo sicuramente aumentare lo stipendio dei nostri lavoratori. Allora, invita lavoratore straniero, mamma mia, meno 100 lavoratori, l'efficacia, forza lavoro al massimo, budget pieno, le condizioni, mamma mia, vediamo se abbiamo magari qualche altra zona. Allora, devo capire appunto come risolvere questo problema. Intanto questa zona è inacquata. Allora, ecco che arrivano nuovi soldi per i nostri uomini, per i nostri militari. Ok, un supervisore che aumenta l'efficacia dell'edificio di 5. Assumi. Bene. Da queste parti vediamo un po' quello che possiamo fare. Vediamo di scaricare quest'altro tubo dell'acqua. Scarica. 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 Da queste parti mi sembra ce n'erano altri. Non abbiamo i soldi, maledizione. Vediamo di attendere qualche altra esportazione. Ok, qua come sta andando? No, la nostra fabbrica allagata, non me ne ero accorto. Ecco perché. No, maledizione. La nostra, cioè l'onda è arrivata qua. Come ha fatto a scavalcare tutti questi alberi e a beccare proprio la nostra, l'unica fabbrica? Maledizione. Dov'è? Eccola, scarica, maledizione. Dobbiamo attendere. Ecco perché non stavamo esportando più niente. Avevamo la fabbrica allagata. Va bene, allora intanto le nostre case stanno per essere edificate. Ma non capisco ragazzi per qual motivo non stanno più arrivando militari nelle nostre case. Potete vedere che ci sono problemi per quanto riguarda quest'ambito. Quindi dobbiamo fare qualcosa. I pontili sono stati finalmente preparati. Abbiamo un'occasione perfetta. Ok, a breve cercheremo di esportare anche queste merci. Vediamo un po' come sta andando. Se qua fuori ci sono delle merci posizionate, eccole qui.
pronte, dobbiamo riuscire a migliorare quest'ambito. Allora, vediamo un po'. Eccoci. Ecco, noi non riusciamo più a esportare vestiti, eccolo qua, perché la sezione ormai è stata allagata. Vediamo di recuperare. Ecco, attenzione che arrivano i nostri nuovi soldini. Eccoli. Attenzione, vediamo se riusciamo a scaricare tutta questa dannata. Allora, fantastico. Questo edificio non viene rifornito di cotone, non è in grado di produrre stoffa. Come non è in grado di cotone? Vediamo dov'è la nostra. Guardate quanto cotone che c'è qui e anche quanto ce n'è da quest'altra parte. I nostri trasportatori sono il problema. Aumentiamo il loro stipendio, magari a facoltoso. I nostri trasportatori devono essere da questa parte. Avanti, aumentiamo lo stipendio. E quindi vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Scarichiamo quest'altra sezione. Ecco, potete vedere ragazzi che ci sono dei problemi. Appunto non lavorano i militari. Sono arrivati 23 nuovi cittadini. Il fortino ha ripreso, fantastico. Gli alleati ci inviano altri soldi e ci fermiamo adesso. Quindi ragazzi, io adesso mi fermo qui perché appunto la situazione per adesso è tranquilla. Però dovete certamente darmi qualche consiglio. Ecco la situazione come per adesso. Dobbiamo riuscire a far rientrare i militari in città. E inoltre dobbiamo riuscire a migliorare ancora la nostra economia. Con la ricerca stiamo andando avanti con l'elettricità. Fantastico. Buone manie. Va bene, questo lo vedremo più avanti. Però intanto la felicità è al 52%. Potete vedere che nella nostra sezione dell'almanacco la felicità sta aumentando rapidamente per quanto riguarda le sezioni che abbiamo visto, come per esempio quella del cibo, ha emanato sussidi dell'agricoltura, la libertà va bene, il lavoro anche. I problemi sono appunto questi: l'intrattenimento, la sanità e le abitazioni. Quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Io certamente devo migliorare quest'ambito. Potete vedere che i prossimi miglioramenti saranno nei tempi moderni, ma intanto le taverne vediamo di migliorarle in modo tale da avere un servizio adatto. Ok, vediamo di migliorare anche i nostri ristoranti. Eccolo qui, questo per adesso è al massimo. Quest'altro vediamo di migliorarlo. Ok, un'altra piantagione allagata, scarica. La nostra miniera sta andando bene. La fabbrica per adesso sta andando discretamente. Ok, sta iniziando a lavorare. Produzione mensile 1032, profitto meno 250, lana, cotone, stoffa. Ci sono gli elementi. Dobbiamo solo iniziare un pochettino a lavorare. Allora, io direi di posizionare un altro ufficio dei trasportatori. Dov'è? Attenzione. Ah, fabbrica di sigari, room, va bene. Adesso cerchiamo di fare qualcosa. Intanto, intrattenimento di lusso. Questi forse possono andare bene. Fornisce intrattenimento ai cittadini più ricchi e ai turisti nelle vicinanze. Però cittadini più ricchi, non è che ne abbiamo così tanti ricchi in città. Vediamo se possiamo fare un censimento. Scopri dei cittadini con capacità adatte a lavorare come gestori degli edifici. Sviluppo urbano, riduce il 50% del costo di tutte le strutture residenziali per i prossimi. Ok. Fondo, vediamo. Riduce in modo permanente il costo per ricostruire. Va bene. Per esercitazioni militari, tutte le squadre militari saranno più efficaci. Ok, va bene. Per adesso lasciamo perdere. Con le guerre mondiali, iniziativa per la ricerca globale. Campagna. Va bene, ragazzi. Io direi per adesso di lasciare la situazione come è per adesso. Possiamo magari collocare una bella chiesa. Fornisce religione ai cittadini che vivono nelle vicinanze. Visto che chiese me lo sono dimenticato, purtroppo non ne ho posizionate. La mettiamo da questa parte. Priorità elevata. E ne posizioniamo magari. E posizioniamo anche un bel giornale proprio nella nostra sezione principale. Eccolo qua, magari vicino alla nostra cittadina, per aumentare l'efficacia. Eccolo qui, proprio vicino alle nostre nuove sezioni di infrastrutture. Allora, gli alleati espelli, loda l'alleanza. Ok, va bene, vediamo di continuare così per adesso. Allora ragazzi, io mi fermo per adesso qui. Potete vedere che stiamo avanzando. Abbiamo esportato altre merci. La nostra fabbrica ha ripreso a lavorare. La nostra scuola superiore vediamo di migliorarla. Non abbiamo per adesso responsabili, però stiamo continuando a esportare merci. La felicità sta continuando a scendere. Non capisco appunto il motivo, però sto cercando di fare il massimo. Potete vedere che abbiamo 5 varietà di cibo. Abbiamo alimentari, pontili, capre, davvero tantissime una varietà enorme. Purtroppo abbiamo solo 2 ristoranti e una vecchia taverna che non riescono a migliorare molto le possibilità. Le abitazioni sicuramente stiamo migliorando. Magari possiamo utilizzare altre case popolari per i nostri cittadini. Vediamo di creare un vero e proprio complesso di case popolari proprio qui vicino alla costa. Allora vediamo di metterne qualcuna. Così, vediamo di fare un bel complesso. Così, 2,
purtroppo non abbiamo più soldini, però sicuramente queste case saranno importanti. Allora, 50%, stiamo sempre andando avanti e indietro. Allora, il problema principale è quello anche dei militari, ragazzi, quindi mi raccomando, fatemi sapere immediatamente che cosa ne pensate e cercheremo di essere competitivi anche per i prossimi anni. Siamo nel 19, la guerra è ormai terminata, quindi sicuramente c'è un pochettino di pace. Allora ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi ci vediamo all'interno del prossimo gameplay. La situazione è questa, al momento stiamo migliorando, certo, però sicuramente si può fare ancora di più. Potete vedere che nella nostra isola vediamo intanto con lo tsunami quello che è successo. Ecco, questa è la mappa informativa dello tsunami. In pratica siamo morti, mamma mia. Con la città, sicurezza, perfetto. Libertà, un po' di libertà da queste parti comincia a mancare. Isola, vediamo con l'inquinamento come sta andando. Inquinamento attuale, ecco, da queste parti potete vedere che l'inquinamento è maggiore. Con la bellezza invece sulle coste, come al solito. Va bene ragazzi, noi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Stiamo aumentando davvero molto bene, però ci sono dei problemini. Finalmente la chiesa, grandiosa, questa sicuramente ci aiuterà tantissimo. Però mi raccomando, perché ci sono questi problemi? Dei lavoratori che non vogliono lavorare e soprattutto perché questi militari si stanno ritirando appunto via. Quindi ragazzi, forse come dire, sto sbagliando qualcosa, ma mi raccomando, fatemi sapere qualche notizia in più su questo argomento e ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti.